Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Va ora in onda Pop Economia Rumore, a te la linea Alessandra. Martedì 25 marzo, giornata di conti, giornata di Pop Economia, la diretta è partita e abbiamo dedicato ancora una volta, prima della nostra sigla, una canzone, un brano meraviglioso di Lucio Dalla a Lucio Dalla nel suo mese, il mese di marzo. Felicità, un brano molto amato dal grandissimo cantautore. E sapete, ci sono tante declinazioni della felicità. Una di queste è il gusto, per esempio, e quando dico gusto, dico cibo italiano. E già perché tra poco ci colleghiamo, andiamo in diretta su Roma, rimanete con noi, ascoltateci dove volete, Radio DAB, radiolibertà.net, anche in TV, se preferite 252 del digitale terrestre, 3.000 metri quadrati, un villaggio punto di incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini. Sono 35.000 i visitatori e 3.000 gli studenti sul posto, tutto per agricoltura. Agricoltura è per celebrare un grande villaggio in Piazza della Repubblica a Roma, per celebrare la produzione agroalimentare, cioè il Made in Italy, all'interno delle più ampie celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, che sono poi alla base della nostra UE, quella di tutti i giorni, quella di oggi, quella attuale. Stamane c'è stato l'incontro tra il nostro Ministro dell'Agricoltura. La manifestazione è ovviamente promossa e organizzata dal MASAF, quindi dal nostro Ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, con il commissario UE Hansen. E tra le tante associazioni presenti al grande villaggio c'è anche la Confagricoltura. Proprio mentre vi parlo in questo momento c'è un convegno sul tema dell'agroalimentare con il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, e molti esperti del settore. I fari sono puntati sulla tutela della produttività e sulla valorizzazione dei territori. Niente escalation, ha detto Hansen in un'intervista a Corriere della Sera, serve negoziare presto un piano per aiutare il vino. Hansen, il commissario europeo. E allora, quando dico territori, quando dico valorizzazione dei nostri prodotti, mi riferisco ovviamente alle nostre meravigliose regioni italiane. E abbiamo in diretta telefonica, proprio dal villaggio in Piazza della Repubblica, Agricoltura è, il presidente della Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti. Presidente, in linea? Sì, sono in linea, buonasera a tutti. Speriamo Buonasera che e non si benvenuto. sentano troppi rumori di sottofondo. No, andiamo benissimo, non si sentono, ma il rumore è parte della vita e il rumore è bellezza, è vita, è osmosi. Allora, che cosa ci può raccontare lei che lì per la Confagricoltura, ovviamente dal villaggio, un'esposizione enorme, l'ho appena detto, la Confagricoltura quest'anno punta su l'apiario, ho letto, e poi ci restituisca un po' un clima di questa grande kermesse. Allora, il clima è molto positivo, c'è stata la presenza di tutte le istituzioni italiane, oltre che del commissario Hansen, come lei diceva prima, è venuto addirittura a trovarci il presidente Mattarella, che è sempre stato attento alla realtà agricola italiana. Tutte le volte che è stato invitato, anche durante le nostre assemblee nazionali, è venuto e ha fatto dei discorsi di altissimo profilo per far percepire a tutta la popolazione italiana l'importanza del comparto agricolo. Nel nostro stand che abbiamo allestito in pochissimi giorni, perché la mostra è stata organizzata veramente in poco tempo in uno spazio bellissimo, riqualificato da poco all'interno della Piazza della Repubblica. E naturalmente noi abbiamo fatto venire tutti i nostri soci che hanno portato tutti i prodotti di eccellenza che vengono dalle varie province della nostra regione. Ecco, proprio il commissario Hansen diceva serve un piano per aiutare il vino. Qual è il prodotto di eccellenza della sua regione, in particolare il Lazio? Ma nel Lazio ci sono tantissimi prodotti di eccellenza, oltre il vino abbiamo tantissimi
vitigni autoctoni che stanno vivendo di una nuova stagione di splendore, e questo è anche testimoniato dalla presenza di uno stand enormemente migliorato della Regione Lazio presso il Vinitali. Quindi lei mi sta la cui dicendo che il edizione- vino italiano va bene, soprattutto quello del Lazio. Il vino italiano va bene, abbiamo ottenuto anche discreti riconoscimenti per i nostri vini, va tutto bene, c'è all'orizzonte questa nuvola che non si sa se scaricherà pioggia dei dazi, perché noi abbiamo la possibilità, insomma, e stiamo esportando una grandissima quantità di prodotti di vino negli Stati Uniti, quindi la possibile presenza di dazi futuri metterebbe in crisi un settore che ha goduto fino adesso, insomma, di buona salute. Ecco, mi riferisco Questo sempre al commissario Hansen, che ha detto così: nell'Unione Europea ci sono circa 9 milioni di aziende agricole, di cui 1,1 milioni si trovano in Italia. Quindi un'azienda agricola su 9 è italiana. Come vanno le aziende agricole e come vanno le aziende agricole nel Lazio, Presidente Parenti? Allora, le aziende agricole in realtà soffrono un po' della crisi legata al cambiamento imposto dalla Comunità Europea negli ultimi 5 anni, che ha cominciato a considerare la parola sostenibilità in un modo che noi non abbiamo mai accettato veramente, perché se si considera che le aziende agricole siano le maggiori inquinanti all'interno di un territorio molto complesso, con tutta una serie di settori produttivi differenti, questo è un gravissimo errore. Adesso sembrerebbe che la politica della Comunità Europea stia un po' cambiando e quindi venga un pochino più incontro alle nostre esigenze. Tenga conto che il Lazio è una regione molto variegata, perché oltre al vino abbiamo tantissimi prodotti di eccellenza. Ce ne dica Si qualcuno. parte dall'olio d'oliva, per esempio, con tantissimi prodotti GP e DOP, abbiamo le nocciole nella zona del Viterbese che fanno addirittura concorrenza alle nocciole piemontesi per la loro qualità. Abbiamo tutta una serie di prodotti caseari di eccellenza, a cominciare dal pecorino romano alla mozzarella di bufala, perché c'è il consorzio della mozzarella di bufala Campana e pochi sanno che gran parte della mozzarella di bufala viene prodotta nel Lazio. La Regione Lazio è il maggior consumatore di latte fresco di qualità che viene prodotto esclusivamente in regione. Quindi insomma le eccellenze sono tantissime, abbiamo l'ortofrutta che è di ottima qualità, abbiamo i kiwi a Latina, quindi chi più ne ha più ne metta, insomma il territorio è ampiamente variegato e ci consente di fare differenti coltivazioni di differenti prodotti che noi mettiamo sul mercato con un'altissima qualità. Il problema è il riconoscimento di questa qualità all'interno della nostra filiera alimentare. Perché Ecco, nella filiera lei tocca un alimentare punto dolente, il riconoscimento di questa qualità. E qui voglio venire ad un altro tema. L'export ancora pare tenga bene, ce lo dicono i dati ultimi Istat, c'è addirittura un incremento dell'export di quasi 7,9%. C'è stata anche una contestazione degli agricoltori proprio ieri e anche oggi contro proprio la gestione della PAC, la politica agricola comune. Questo è un tema dolente, spesse volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione e tutti i riflettori, come dicevo in apertura di trasmissione, sono puntati sulla produttività e sulla tutela delle aziende italiane. Come si fa? Allora, io sto seguendo da 1 anno e mezzo il problema delle proteste che in Italia sono state abbastanza accese. Adesso sembra che la situazione si stia un po' normalizzando, ma comunque noi siamo un'associazione filo istituzionale, quindi preferiamo portare i nostri problemi e le nostre istanze sui tavoli dei decisori politici. Però capiamo, io li capisco molto bene, perché le aziende, soprattutto quelle che non sono strutturate, che non si sono buttate verso l'innovazione del sistema agricolo, soffrono e soffrono per molti motivi. Il primo dei quali è che per noi soprattutto la sostenibilità, oltre ad essere ambientale, energetica, eccetera, deve anche essere reddituale. Perché noi abbiamo uno scarso ricambio generazionale nelle nostre aziende agricole? Sentivo prima
al convegno di Gianzatti sulla sostenibilità si parlava della diminuzione dei giovani in agricoltura a fronte di tutta una serie di incentivi che lo Stato dà per incrementare la presenza degli under 40 nella gestione delle aziende agricole. Il problema è la redditività. Io capisco i giovani che quando si parla di iniziare un'attività agricola cominciano a storcere il naso, perché si ricordi bene che l'attività agricola non conosce domenica, non conosce sabato, non conosce le feste, nel senso che noi dipendiamo dal tempo e se il tempo è bello nei giorni di festa dobbiamo lavorare in quei giorni. Quindi già si pone un vincolo sul tempo libero dei giovani e in più c'è tutto il problema della redditività che adesso piano piano esploderà, perché se noi rimaniamo l'anello della catena più debole non avremo ricambio generazionale, quindi non ci sarà possibilità di passare da un'agricoltura tradizionale ad un'agricoltura innovativa con strumenti nuovi in grado di garantire i prodotti sulle tavole di tutto il mondo, prodotti di eccellenza, ma anche e soprattutto sulle tavole degli italiani. E a proposito di prodotti sulle tavole, tra pochissimo arriva anche Maria Linei, la segretaria generale di Assoutenti, per vedere cosa mangiano di più, cosa prediligono gli italiani e quanto consumo si ha nelle tavole italiane delle nostre eccellenze e soprattutto il carrello della spesa. Quanto pesa a livello di costi, Presidente Parenti? Perché ci sono anche i consumi, noi andiamo in questo momento dal produttore, produttori siete voi, no? E al consumatore. Questo è un altro tema assai dolente in questo periodo di crisi. Guardi, le faccio un esempio così lo potrà riportare alla persona che viene a parlare dopo di me. Certamente, mi dica. Nel Lazio noi abbiamo il maggior consumo d'Italia di latte fresco. Latte fresco vuol dire latte messo nel contenitore, quindi posto in vendita al massimo 24 ore dopo essere stato munto dalla mucca. Questo latte fresco noi lo possiamo vendere al massimo a circa 60 centesimi al litro, perché questo è il prezzo che ci impone la nostra filiera. Quando lei va al supermercato a comprarlo, questo latte diventa 2 euro, 2,20 euro. Non c'è assolutamente nessun motivo per cui il primo anello della catena, che siamo noi, debba fare un guadagno netto di un paio di centesimi, mentre gli altri attori della catena agroalimentare che poi portano il prodotto verso il consumatore guadagnino nettamente circa 1 euro. Quindi la differenza da far notare agli italiani è che mentre l'agricoltore su un prodotto di altissima eccellenza e qualità come il latte guadagna 2 centesimi al litro, gli altri diciamo anelli della catena guadagnano da mezzo euro ad 1 euro. Quindi cioè la grande industria, parliamo del coltivatore e dell'industria. Questa è la differenza e questo è anche il tema su cui battono gli agricoltori, no? E hanno perfettamente ragione, perché noi siamo in una situazione in Italia in generale in cui le aziende hanno una dimensione medio-piccola. Quindi ci viene detto o voi cambiate la dimensione media aziendale aumentandola, oppure molti agricoltori dovranno uscire dal mercato. Questo non mi sembra corretto, perché l'agricoltura in Italia, oltre ad avere un valore importantissimo dal punto di vista agroalimentare, ha un valore anche sociale, perché se vogliamo parlare di tutte le nostre aree interne che si vengono a spopolare, non possiamo fare un discorso di dimensionalità dell'azienda, ma di presenza di ogni singolo agricoltore sia possibile mantenere in quelle zone. Allora, l'agricoltura ha anche un valore sociale, lei dice, e la paura e il timore dei giovani di avvicinarsi, no, all'agricoltura e quindi il terrore di metter su un'azienda agricola per i costi che ci sono oggi. Ma c'è un altro dato che discorda un po' con questo, che ci riporta il MASAF, cioè sulla presenza, la grande presenza dei giovani che vanno a visitare, che stanno andando in questo momento, in questi giorni tra ieri, oggi e domani, anche domani finisce la manifestazione, a visitare il villaggio. Ecco, quindi un'attenzione dei giovani, una curiosità c'è da questo punto di vista, non trova? Ci sono tantissimi istituti, come per esempio il Garibaldi, che è l'istituto storico per eccellenza che sta a Roma, che portano i ragazzi a vedere le nostre realtà e a parlare con chi di agricoltura si occupa da tantissimi anni. Naturalmente bisogna spingere ancora di più questi giovani non solo a fare i curiosi,
ma a mettere effettivamente le mani sulla imprenditoria agricola che rappresenta il nostro futuro e la sopravvivenza del nostro settore. Non basta la curiosità è una cosa bellissima, ma dalla curiosità bisogna passare all'intraprendere una professione agricola che è molto difficile in questo momento. E in questo Tenga senso i conto giovani che i devono venire nostri... anche accompagnati e tutelati, no? Questo è anche il tema di Certo, rimbalzo verso la politica, verso la PAC, quindi le rimostranze degli agricoltori sono anche tutti su questo punto. Non è così? Chiudiamo perché sono le 16:20, sta arrivando Le anche... lascio una pillola, 10 anni fa la PAC valeva il triplo di quanto vale adesso. E ha detto A tutto con questa fronte, pillola. le ho detto tutto. E ci ha detto tutto, ci ha regalato una pillola sintetica e qui ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, le deduzioni e le riflessioni. Grazie Presidente Parenti, buon proseguimento e quando vorrà noi siamo qui. Grazie a voi, a prestissimo. A Arrivederci. presto. Arrivederci A presto, da Roma. arrivederci. E allora adesso, come dicevo prima, dal produttore al consumatore, credo che abbiamo anche in linea telefonica oggi una puntata altamente radiofonica. Sapete, mi dicono che c'è qualche problema sulla pagina Facebook, non so se la diretta verrà pubblicata, condivisa, ma comunque noi ci siamo, saremo anche in podcast, chi vorrà ci potrà riascoltare, la diretta c'è. Maria Allinei, segretario generale di Assuutenti, è in linea? Eccomi qua, buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Maria di esserci sempre, non so se hai potuto seguire la diretta, ma ti faccio un piccolo riassunto. Noi siamo stati fino adesso, sono stata in diretta con il presidente, in questo caso del Lazio, della Confagricoltura, una regione centrale molto importante, dal villaggio, grande villaggio di Roma in Piazza della Repubblica, Agricoltura è, dove ci sono una serie di convegni, una serie di panel, molti studenti, molti giovani, imprese, cittadini e ovviamente consumatori. Ecco, ci ha lasciato così il presidente Parenti, cioè l'export prima valeva di più. L'export regala dei dati ancora però interessanti. La PAC, la politica agricola comune, valeva molto di più 10 anni fa che ora. E soprattutto per quanto riguarda le rimostranze che ci sono state anche legittime in questi giorni, e noi abbiamo seguito molto la storia degli agricoltori e dei trattori in questa trasmissione, degli agricoltori proprio lì al villaggio, che cosa dicono? Noi produciamo, ma noi non guadagniamo quanto davvero dobbiamo e i nostri figli rischiano di morire di fame. Chi guadagna di più è l'industria. E ci diceva il presidente del Lazio, se noi produciamo il latte, che è un prodotto di eccellenza, e ovviamente lo produciamo a pochi centesimi, poi la grande industria lo rivende a molto molto di più. Ecco, qui ti voglio portare per farti entrare in campo, Maria, e per chiederti come vivono i consumatori, lato fronte consumatori, questa situazione, che è anche una situazione di disagio per gli agricoltori, ma anche per i consumatori, perché vedo dei dati, il carrello della spesa è sempre più caro, è sempre più pesante, nel senso peggiore del termine. Esatto, il carrello della spesa è sempre più pesante ma sempre più vuoto, perché da alcuni studi che abbiamo fatto come Assuutenti abbiamo visto che la spesa media mensile di una famiglia italiana è passata da circa 2.500 euro dal 2019 ai circa 2.700 euro nel 2023. Questo cosa significa? Che il consumatore italiano oggi spende di più di qualche anno fa, ma porta a casa meno prodotto perché sono aumentati i prezzi, perché l'inflazione complessiva registrata nel nostro paese è di circa il 16%, con dei prezzi al dettaglio che sono cresciuti a un ritmo sostenuto che non è assolutamente comparato con l'aumentare degli stipendi, che purtroppo sono sempre gli stessi. Quindi è un po' il cane che si morde la coda. Ovviamente il consumatore è l'ultimo su cui va a pesare il costo del prodotto, e quindi questo crea che cosa? Crea una diminuzione della spesa portata a casa. Soprattutto, se vuoi, questo può essere un dato interessante, posso dire che sicuramente prodotti ittici, prodotti vegetali sono quelli che il consumatore acquista in maniera minore, quindi sono quelli a cui paradossalmente rinuncia di più. Perché e per esempio sulla carne, sul vino, sull'olio, come è messo il consumatore italiano?
Allora, la carne rimane abbastanza stabile. Oggi parlavo in realtà con un consumatore e ci ricordavamo del famoso pranzo della domenica, che era il pranzo ricco per antonomasia, no? Quello in cui ci si sedeva, si mangiava Ancora con la adesso, ancora famiglia, adesso, il pranzo della domenica è simbolo di famiglia italiana, di ricchezza della tavola e anche delle pastarelle, no? Si conclude sempre con la pastarella italiana. Non so tu, Maria, non so voi, ma in genere il pranzo della domenica è così. È proprio questo, e si fa sempre meno perché chiaramente non si ha sempre la possibilità tutte le settimane di portare a pranzo la domenica un pranzo completo. La carne rimane tra i beni sicuramente necessari, si riduce molto il pesce, infatti abbiamo registrato una riduzione del 22% degli acquisti, anche dei vegetali, quindi intendo le verdure, del 21%, e questo è un po' un dato preoccupante perché non si rinuncia alla carne giustamente, però se si deve fare una scelta si va a togliere la verdura, che comunque è un elemento molto importante per la dieta mediterranea. Torno sul nostro cavallo di battaglia della studenti, il caffè. Il consumatore Il caffè, non rinuncia ecco, ne abbiamo parlato proprio con te l'ultima volta. Il caffè è il consumatore non rinuncia al non caffè ci si rinuncia. nonostante Dici tutto sul caffè. Nonostante l'aumento del caffè, è un'abitudine alla quale il consumatore non vuole rinunciare, piuttosto fa dei risparmi nella spesa quotidiana. Quindi abbiamo riscontrato un aumento dell'acquisto presso i discount. Rispetto al 2019, se non erro, una crescita di circa il 40%, cioè il 40% in più di persone si rivolge ai supermercati discount, e qualche consumatore ci ha confessato stamattina, io ho fatto una piccola indagine prima sapendo di venire in trasmissione da voi, e molti consumatori mi hanno raccontato che sono diventati un po' i turisti dei supermercati perché si muovono in base alle offerte. Per cui soprattutto su alcuni prodotti, tu hai fatto prima riferimento all'olio, nell'ultimo periodo l'olio ha subito notevoli aumenti rispetto a prima di Natale, non sto parlando di anni, proprio prima del periodo di Natale, e quindi si cerca attraverso i volantini, le offerte dei vari supermercati di fare magari scorta su quei beni che non hanno scadenza a stretto giro, giorni, certo, per poter fare dispensa e quindi avere comunque garantito, no, l'utilizzo nel periodo successivo, insomma. Molto chiaro. Tu andrai, Maria, al villaggio agricolturale per farti un giro? Fino a domani c'è il tutto. Guarda, io andrò sicuramente domani mattina perché peraltro è anche vicino al nostro ufficio, quindi cercherò di andare e di prendere quante più informazioni utili anche alla nostra associazione, che come sai è attenta non solo alle abitudini ma alle novità o alle criticità che possono esserci nel settore alimentare e nel settore degli acquisti e del consumo. Quindi andremo sicuramente e cercherò di fare tesoro di tutte le informazioni raccolte e che raccoglierò domani. Benissimo, un'associazione molto importante sia come spia di tutto ciò che accade, ma anche a livello di tutela dei consumatori. Per collegarsi con voi, Maria, vuoi dirci proprio velocemente, perché siamo in chiusura, come bisogna fare? Non ho capito. Per collegarsi con voi, per il sito di Asutenti, per accedere a tutte le informazioni, essere più informati significa essere più tutelati, no? Assolutamente, un consumatore informato è tutelato. Noi abbiamo un sito www.assoutenti.it dove è possibile recuperare non solo tutte le nostre informazioni, iscriversi alla nostra newsletter, ma avere i numeri di riferimento per contattarci, scriverci e seguirci costantemente nelle nostre battaglie, nelle nostre iniziative e nei nostri servizi che offriamo tutti i giorni ai consumatori nelle problematiche che loro riscontrano nella loro quotidianità, dal pagamento di una bolletta. Oggi abbiamo parlato di spesa, però normalmente ci occupiamo anche di problemi di utenza,
emergenze di trasporti, di telefonia, di energia, e quindi siamo a disposizione, ben felici di accogliere gli ascoltatori della radio. Di Bene, questa bella grazie trasmissione. ancora, buon pomeriggio, buon proseguimento e finisce qui la prima parte di Pop Economia. Entriamo in rumore tra pochissimo. Rimanete con noi, mi dicono che anche la diretta Facebook funziona, è felicità. Arrivederci, buona serata. Grazie, arrivederci. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore. Va ora in onda Rumore. Alessandra, te la linea. 16:33, grazie del ritorno della linea, cara Sveva, questo rumore, io sono sempre Alessandra Mori e grazie anche di averci messo su prima della sigla Rumore Felicità di Lucio Dalla, una felicità ancora maggiore per me perché mi dicono che c'è anche la diretta Facebook e tutto funziona, quindi tutti potete accedere, potete collegarvi sul device che preferite. Ricordiamo anche che questo è il mese di marzo, il mese di Lucio Dalla, nato e morto nel mese di marzo, il grande murale di Cottè a Bologna per la Fondazione Dalla. E allora Rumore, l'ospite in collegamento, lo abbiamo già in collegamento telefonico, è il professor Francesco Nicola Maria Petricone, sociologo dei fenomeni politici e giuridici, docente di studi globali e regionali, Facoltà di Scienze Politiche e Internazionali, Università LUMSA, e autore di una pubblicazione, Introduzione a globalità e regionalità, edito da Nimesis. Professore, è in collegamento, buon pomeriggio, buona serata. Buon pomeriggio. Grazie. Eccoci, e allora, un mondo, non direi a parte, ma un mondo davvero molto, molto globalizzato, dove impera, professor Petricone, la daziofobia. Sì, perché tutti i titoli di giornali sono sui dazi di Donald Trump. E la notizia oggi è che Trump potrebbe graziare le auto, così ci dice il Corriere della Sera, chip e farmaci, e poi c'è la globalità, quella di cui lei tratta nel suo libro, e c'è anche un'altra sfera, perché noi sempre all'America ci richiamiamo, tutto viene da lì, l'immigrazione. Ecco, come si comporta Trump sull'immigrazione? La notizia è che ha revocato lo status illegale ad oltre 500.000 immigrati. E questo tema, diciamo così, trampiano, americano, che proviene
dagli USA, mi dà l'assist per parlare anche della nostra Italia, perché ieri c'è stata un'intervista del ministro Piantedosi, intervistato dalla Stampa, che ha fatto molto rumore, soprattutto le opposizioni sono insorte. Che cosa dice Piantedosi? Che i centri di accoglienza, per quanto riguarda la questione albanese, quindi parliamo dell'Albania e dei centri famosi di accoglienza albanesi, potrebbero avere un ruolo nel rafforzare il sistema di rimpatrio dei migranti irregolari, cioè coloro che non hanno diritto a rimanere in Italia. Dall'altra parte c'è anche chi trema sugli scranni dell'Europa, per esempio i socialisti, e anche Ursula von der Leyen, e sta anticipando, se in Italia Giorgia Meloni ha anticipato il CDM, ci sarà venerdì, anche Ursula von der Leyen anticipa il patto sull'immigrazione per stabilire una lista europea di paesi più sicuri per gli immigrati, dove mandare gli immigrati. Allora, questo problema, perché batte forte così tanto e perché fa insorgere le opposizioni? Questa linea è condivisibile a livello di flussi migratori e anche giuridicamente applicabile, possibile? Diciamo innanzitutto, come lei ricordava, che il campo della migrazione è un campo della globalità. In tutti i paesi del pianeta ormai è diventata un'esigenza strutturale. Lo abbiamo visto in paesi in cui l'orientamento politico è di un'area conservatrice, come potremmo definire gli Stati Uniti, ma anche paesi in cui c'è un orientamento diverso, per esempio come il Regno Unito. Il primo ministro Starmer, che è un laburista, è stato un magistrato, ha ordinato, diciamo, nell'ultimo periodo un intervento massiccio. Da luglio ci sono state oltre 16.000 espulsioni e proprio recentemente la polizia ha fatto questi raid contro lavoratori considerati irregolari, quindi cercando di eliminarli un po' sulla linea che sta seguendo il presidente Trump negli Stati Uniti. L'Europa ha, come sappiamo, come ha citato anche il ministro Piantedosi nella sua intervista, ha approvato un piano ormai strutturato di intervento sia in materia di immigrazione e di asilo, che è in vigore dall'11 giugno dell'anno scorso, sarà applicabile tra ormai un anno e qualche mese, da giugno del 2026, che tende a creare proprio una maggiore solidarietà tra Stati membri e una cooperazione appunto con paesi terzi. Il ministro Piantedosi, secondo me correttamente, ha ricordato che questa possibilità che è allo studio di utilizzare una struttura che tra l'altro è già esistente a Giader in Albania come centro di permanenza per il rimpatrio, si aggiunge ai centri che già ci sono, no? Noi abbiamo circa 10 centri da Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca, Macomer, Palazzo San Gervasio, Roma, Torino, Trapani, e questo, diciamo, si collocherebbe, se noi dobbiamo parlare della cartina, in una distanza poco più di 300 km in linea d'aria, per esempio da Manfredonia. Ovviamente c'è sempre l'esigenza di chiarire, alla luce anche di quanto è accaduto, quali potranno essere le conseguenze, no? Cioè l'orientamento deve essere... quali potrebbero essere appunto le conseguenze, che è la domanda che ci facciamo un po' tutti. Ma intanto diciamo che la linea attuale vede una riduzione, se quello deve essere l'obiettivo, dei migranti sbarcati nell'ultimo periodo. Per esempio, se confrontiamo l'ultima settimana dal 17 marzo di quest'anno rispetto ad un anno fa, abbiamo circa un numero di sbarcati che è il 10% rispetto a quello che era un anno fa. Un anno fa era 3.448, questa settimana passata è stata 495. Quindi se l'obiettivo deve essere quello di ridurre questo flusso migratorio, come sembra l'Unione Europea voglia fare, allora probabilmente questo è anche un modo per decongestionare le diciamo presenze nei centri di permanenza del rimpatrio, quelli che vengono appunto definiti con un acronimo CPR, però capendo anche un po' effettivamente se ci sono
come dire, le modalità. Credo che poi verrà esaminato nel corso dell'approvazione del provvedimento definitivo se ci saranno spese ulteriori, cioè se questo comporterà una grave di spesa per il trasporto, per la permanenza. Però in ogni caso mi sembra che dal punto di vista, come diceva, ricordava lei correttamente, della globalità, il tema della migrazione è diventato un tema strutturale nell'agenda politica di tutti i governi. Ricordiamo anche soltanto l'ultimo governo che si sta per formare in Germania, in cui c'è una maggioranza che potrebbe essere appunto nero-rossa, verde, non si sa bene in che termini, cioè quella tra CDU e CDU con Merz, che in qualche modo anche lui ha anticipato questa esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina, anche forse per contenere l'avanzata alternativa per la Germania, il paese est, che lì comunque ha avuto un discreto successo. Ecco, nell'epoca della globalità, come dicevo in apertura del secondo blocco, domina il tema dei dazi, professor Petricone, no? Dicevo, Trump potrebbe graziare le auto, si dice così, i chip, i farmaci, e si parla sempre di questa guerra dei dazi. Ecco, sociologicamente, quanto incide questo tema dei dazi? Incide, nel dibattito, intendo. Sì, diciamo dal punto di vista sociologico incide a livello di scelte degli individui. Noi siamo abituati a parlare in Occidente di consumatori, no? Ci accorgiamo che questo è un approccio, soprattutto negli Stati Uniti, molto forte. Tutto è monetizzato, c'è una tendenza a riconoscere per esempio l'apertura di credito e quindi anche lo stesso rilascio di carte di credito in base al credit score, cioè in base a quanti debiti si sono accumulati e quanti sono i debiti per ogni mese, che per noi è assurdo, che dimostra di poter pagare un consumatore. Ovviamente in una dimensione globale alla quale siamo stati abituati fino adesso, soprattutto a partire dal 2001 con l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, c'era una dimensione più o meno collaborativa con le tre grandi aree del pianeta, cioè Stati Uniti, Unione Europea e Cina, che si sono sempre un po' comprese la maggior parte degli scambi commerciali e anche, diciamo, la primazia nel tipo di valuta utilizzata per questo. Attualmente è il dollaro, ma è diciamo molto vicino all'euro, quindi l'euro è una moneta molto forte, e poi c'è il renminbi cinese, poi c'è lo yen, c'è la sterlina britannica. Quindi obiettivamente associamo alla parola dazio una sorta di chiusura, perché questo, come è nella logica anche della politica attuata dal presidente americano in carica, vuole in qualche modo cercare di riportare un privilegio per i cittadini americani. Ha ricordato che potrebbe esserci proprio pochi giorni fa un rimbalzo, no? Cioè ha detto che questo potrebbe portare nella fase del breve periodo delle difficoltà, però poi diciamo avremo delle grandi prospettive. Quindi dal punto di vista sociologico forse quello che genera un po', quindi si collega anche alla dimensione economica, è quella dell'incertezza, cioè del non sapere quello che succederà. Pensiamo a grandi prodotti, no? Si è parlato dei prodotti vitivinicoli europei. Sì, ne abbiamo parlato anche in apertura di questa puntata, no? Perché poi tutti i fari sono puntati sul settore agroalimentare, che è quello che ci fa brillare, sul comparto primario che è l'agricoltura. Ecco, per esempio sul vino, lo stesso commissario europeo dice serve un piano per il vino. E ovviamente l'Italia è interessata moltissimo su questo piano, no? Certo, ma diciamo l'Unione Europea si muove in maniera in questa fase, credo, condivisa con i suoi vari bodies, come si dice, i suoi organi, no? Quindi il Consiglio dell'Unione Europea, la stessa Commissione, dal suo canto anche lo stesso Parlamento Europeo con la sua diplomazia parlamentare. Mi viene in mente quello che diceva Evo Morales, che era un grande leader boliviano negli anni 10 del 2000, no? E quando si parlava di competizione e abbattimento delle barriere doganali tra
quel paese, in particolare il Sud America e l'Unione Europea, diceva è come se noi dovessimo in qualche modo con il free trade agreement, cioè con l'abbattimento dei dazi doganali, contrapporre noi sardine ai cosiddetti squali europei, e allo stesso tempo collegava quel discorso che facevamo all'inizio con questo, cioè diceva voi ci chiedete di avere degli scambi commerciali liberi di beni, di servizi, di prodotti, però ci impedite di avere uno scambio di persone umane libere, no? Cioè chiedendo maggiori visti, controlli all'ingresso. Quindi non dobbiamo dimenticare che dal punto di vista sociologico, per chi sta dall'altra parte, in particolare questi paesi ai quali in qualche modo anche l'Unione Europea si sta affacciando con il tema del Mercosur, che credo che abbiate citato in questa occasione, certo. È un aspetto che bisogna tenere presente, cioè sono paesi che hanno obiettivamente delle grandi risorse, pensiamo anche all'Ecuador, agricole, agroalimentari, che pongono sul piatto della bilancia questi temi. Per cui le società sono, dal punto di vista generale, società complesse in cui le dinamiche sono assolutamente fluide, cioè si interconnettono per trovare poi quella che è la soluzione migliore, in questo caso da parte dei decisori politici. E allora, grazie professor Petricone, so che lei deve andare, quindi la libero in questo momento, sono le 16:46, grazie di questa spiegazione che ci ha introdotto ancora meglio a temi dirimenti in questo periodo, l'aspetto quando vuole qui a Rumore, Pop Economia su Radio Libertà. Grazie. Grazie a voi, a presto. Buon pomeriggio, e allora dovremmo avere in collegamento, per chiudere questo secondo blocco, per parlare del rumore, ovviamente chi è che fa rumore più di tutti? Ovviamente Donald Trump e tutta la polemica e tutta la discussione sui dazi e le guerre. Dovremmo avere anche Graziella Giangiulio di AGC News. Ce l'abbiamo? Sveva è qui, Graziella, sei in linea? Sì, sono in linea, buonasera a tutti. Buonasera cara Graziella, avrai sentito, se non l'hai sentito te lo riassumo un po' io e il professor Petricone, che ci ha aiutato un po' a decodificare qualcosa in più sul tema dell'immigrazione, poi accennavamo ai dazi, e stavo leggendo, qui ho un ADN, Ucraina, Trump, parliamo di centrale di Zaporizhzhia, presto accordo per terre rare. Insomma, Donald Trump è molto ottimista, dice sempre che siamo vicini ad un accordo, che tutto andrà bene. Quali sono le notizie di prima mano che hai tu, che ha AGC News? È così? E che cosa puoi svelarci di diverso, oppure se a conferma di questo che stiamo leggendo ora in ADN Kronos? Ma innanzitutto va detto che la centrale di Zaporizhzhia è controllata dai russi, quindi mettiamo un primo punto. Una seconda cosa che Zelensky ha sempre detto durante tutti i vari scambi più mediatici che non diretti fra Trump e Zelensky, è che sì, sono d'accordo per avere gli americani che gli danno una mano nella gestione, ma no a una cessione delle proprietà. Per quanto concerne le terre rare, diciamo che l'accordo si è molto raffreddato, perché in effetti gli ucraini già al primo incontro di Riyadh avevano firmato questo accordo, ma Trump, diciamo meglio la sua delegazione, non ha firmato, perché di fatto le uniche due miniere che interessano agli americani sono quelle di litio, che si trovano nelle località di Shevchenko, che in questo momento sono nella cosiddetta zona grigia, più russa che non ucraina, quindi si sta combattendo, quindi è inutile firmare un accordo se poi di fatto queste terre rare, il litio, è in mano ai russi. A questo punto Trump si accorderà con i russi. Sicuramente gli americani hanno bisogno delle terre rare, questo sì, mentre i russi ce l'hanno nel sottosuolo. E allora vogliamo parlare di qualche altra notizia, della quale non si parla moltissimo, per esempio la campagna di Donald Trump sul fentanyl. Che cosa si dice su questa? Che notizie hai tu, Graziella? Che notizie avete voi? Allora, domani mi faccio un'autopromozione, uscirà la nostra newsletter settimanale, ci sarà tutto un inserto dedicato al fentanyl. Bene, dici qualcosa, anticipici qualcosa. Allora, le anticipazioni sono queste, che già a partire da Biden, ma anche precedentemente, il fentanyl in America è riconosciuto come il grande problema interno. Perché? Perché conta
1 milione di morti in 10 anni e circa 100.000 decessi per overdose ogni anno. E quindi la DEA ha cominciato da molto tempo oramai a stilare rapporti su le quantità, da dove vengono, chi lo commercializza e come finisce nelle piazze americane. I maggiori commercianti produttori sono le gang criminali, cosiddetti cartelli messicani, dietro di loro ci sono i venezuelani, vi sto citando paesi che in questi giorni abbiamo sentito per la questione dei dazi. Poi ci sono delle quantità importanti, ma non tanto quanto quelle americane, che vengono dal Canada, e sembra che il prodotto sintetico che serve per arrivare alla produzione del fentanyl, che ricordiamo essere una sostanza, anche un farmaco ampiamente utilizzato nella medicina, pensate al post interventi chirurgici per non sentire dolore, viene somministrato il fentanyl. Il problema è quando il fentanyl diventa il consumo quotidiano, che poi dà dipendenza, e il maggiore produttore di questi agenti chimici per arrivare alla produzione del fentanyl è la Cina, quindi un po' Cina. questo ci Siamo sempre illustra. lì, Cina, la grande nemica di Donald Trump, la Sì, vera nemica. poi vediamo, no, Canada, Messico e Venezuela, che sono i paesi che sono molto interessati anche dai dazi, cioè Trump cosa sta cercando di dire? Io voglio controllare tutto e quindi in un certo modo cerco di arginare anche la questione del fentanyl. Il problema è anche un altro, e questo lo vediamo in Europa, in paesi, prendiamo la Polonia, in cui c'è un problema fentanyl pur non avendo la Cina e pur non avendo il Messico. Perché? Perché purtroppo se ne fa un abuso da un punto di vista prescrittivo medico e quindi nessuno controlla, e ci sono stati molti arresti di medici che hanno fatto anche ricette ai morti. Quindi diciamo che Donald Trump, che ha fatto una campagna elettorale importantissima sulla lotta alla droga, si sta muovendo proprio in quei paesi che stanno creando più problemi agli americani. Poi Donald Trump in campagna elettorale ha usato un'altra parola che per noi non è molto usuale, che però adesso va di moda, che è criptovaluta. Ha detto che avrebbe Criptovaluta, lui si era fatto... fatto anche una criptovaluta, lui e la sua Melania, no? Non è così, Graziella? Esatto, che ha avuto un grande successo. Perché? Perché i cartelli della droga per riciclare il denaro non usano più i vecchi metodi, investono in criptovalute. Quindi Donald Trump dice: se io in un certo qual modo riesco a controllare questo mercato, in un certo qual modo riesco a controllare anche, a vedere anche dove va e da dove vengono questi diciamo proventi illeciti delle droghe. Ecco, c'è una domanda di un ascoltatore Sì. affezionatissimo, Maurizio, che ci dice così: come reggerà il rapporto tra Canada e Stati Uniti? Può reggere ancora questo rapporto? Ma allora, diciamo che purtroppo Trump in materia di dazi, in questo mi dissocio dal sociologo, è una questione bene dissociarsi, è economica, bene sempre, vai. perché noi tiriamo una riga sui conti, no? Gli stati a un certo punto, il peso della bilancia commerciale pesa in favore del Canada e del Messico, cioè l'America compra più di quello che vende, quindi imporre dei dazi è un danno prima di tutto per l'America. Diciamo che Trump in questo momento io l'ho chiamata la teoria del caos, cioè lui dice tante cose, dà tante informazioni, poi lo vedremo tra un po' quello che realmente farà. Secondo me adesso i dazi partiranno, poi lui già più di una volta è tornato indietro sulle sue campagne, perché lui sta cercando di ottenere appunto un maggior controllo alle frontiere. Un maggior controllo alle frontiere non è solo migrazione appunto, ma è arrivo di fentanyl sul mercato. Tenete conto che nel 2024 c'è stata all'interno della Florida una grande preoccupazione, perché i 2 cartelli maggiori produttori di fentanyl in Messico hanno cominciato a farsi la guerra, e quindi si temeva che questo ricadesse sulla Florida, dove questi 2 cartelli hanno dei mercati di droga piuttosto importanti. Cioè la questione interna della droga negli Stati Uniti d'America, con la DEA in prima fila a combatterla, è un problema molto importante e che rischia molto di minare le azioni che Trump fa, perché in una recente inchiesta, insomma, un americano su 3 afferma di avere un deceduto tra amici vicini o familiari per overdose. Quindi E poi c'è quella chat, Graziella, no? Che cosa puoi dirci su questa chat?
Vabbè, questo è, passatemi il termine, il massimo divertimento. Velocemente, siamo in chiusura, ma mi interessa sapere, credo interessi anche un Praticamente po'. è successo che su una chat di Signal dove venivano pubblicati tutte le azioni che gli Stati Uniti d'America stavano per compiere in Yemen, quindi parliamo di bombardamenti, è stato inserito per errore un giornalista che è il titolare del giornale numero 1 dei Democrat. Questo all'inizio pensava fosse uno scherzo modello russi a Giorgia Meloni e quindi se n'è stato zitto. Quando a un certo punto ha capito che tutto corrispondeva, si è tolto dalla chat e nessuno gli ha detto niente, quindi lui ha reso pubblica la sua storia e quindi adesso le accuse dei Democrat all'amministrazione Trump e dite avete accusato la Clinton di usare delle mail che non erano certificate americane, voi pubblicate tutti i piani degli attacchi su una chat che certamente non è certificata a livello nazionale. Ora vedremo i risvolti nei prossimi giorni, intanto la Casa Bianca ha detto che sì, la chat esiste, ma non ha fatto ulteriori commenti. Bene, e noi stiamo a vedere, siamo ancora qui a vedere la chat, non possiamo spiarla questa chat, ma la vediamo. Vedi come sono attenti e come insistono i nostri ascoltatori, sempre l'ascoltatore di prima, Maurizio. Carney, l'attuale primo ministro canadese, è amico di Draghi e vuole spingere sulle spese in tema di armi, cioè vuole spingere sulle armi, no? Il famoso riarmarsi. Certo. Può essere un interlocutore privilegiato per l'Europa. Carney, cosa ne pensi? Proprio abbiamo un minuto, Ma staremo a vedere, nel senso che purtroppo Donald Trump in questo è molto singolare, sceglie lui, decide lui, prima ha nominato dei interlocutori per l'Ucraina, poi li ha tolti, poi li rimette, quindi lo vedremo. In questo momento mi sento di dire solo lo vedremo. Lo vedremo magari martedì prossimo. Allora, siamo in chiusura, sono le 16:57, chiudiamo davvero in tempi precisissimi, il record. E vi ringrazio Graziella, a presto quando vorrai, noi siamo qui, io sono qui per spiegare meglio che cosa sta accadendo. Grazie mille, ringraziamo gli ascoltatori che sono sempre con noi. Sì, quelli sono sempre con noi, se non ci fossero quelli. Io ringrazio te, ti saluto e naturalmente noi ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao, grazie. Un abbraccio a tutte e a tutti, a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.